Sulle questioni interne io ne parlo all'interno del movimento. No, ma per carità, voi dovete fare il vostro lavoro. Flavio Tosi, ospite nel pomeriggio della nostra emittente, è drastico, usa parole che suonano come un chiaro monito all'indirizzo di Luca Zaia, che ieri aveva pubblicamente criticato l'operato del segretario nazionale del partito. Lo scontro nella Lega Nord si fa più acceso che mai dopo l'esito delle urne che ridimensionano il partito nel Veneto. L'aria è quella della resa dei conti e il duello a distanza di Zaia e Tosi diventa anche metafora di una distanza tra i due che si fa sempre più marcata e forse ormai incolmabile. Tu non puoi dopo 6 mesi consegnare un partito che è lacerato. C'è una piccola scariazione diventata una lacerazione con la gangrena. Flavio Tosi tira dritto per la sua strada e annuncia che delle questioni interne si parla all'interno del partito, e a chi gli chiede se Zaia potrebbe incappare in provvedimenti per le esternazioni di ieri risponde che se ne parlerà nelle sedi opportune, quindi non prima della riunione federale di domani in via Bellerio. Tosi non si scompone, individua senza troppi giri di parole il tallone d'Achille della Lega negli anni d'attività parlamentare. In tanti anni di presenza al governo l'unico risultato che ottenemmo fu la devolution, che poi venne abrogata a causa del referendum.